microfoni devo aggiustare pure. Allora, aspetta. Vediamo un po' se va. Ok. Beh, c'è ancora l'immagine dello State of Play. Devo farne una generica. Allora. Siamo? Gianmarco, sei pronto? Siamo. Allora, vediamo un attimo il teaser trailer di Poppy Playtime capitolo 4. Oh no, un'altra volta i cosini piccoli. Oh no. Oh no. Gli Smiling Critters. Che cos'è? Oh, sono già quattro che si stanno mangiando creature. Ma che cos'era quel coso? Che cos'era quel coso brutto? 4 a gennaio. Vabbè. Va bene, va bene. Facci numero, mamma mia, a gennaio. Tra il secondo e il terzo è passato. Lo so, però. Allora, sei. Dozzi una pecora. E hai fatto questo poco tu. Complimenti alla mamma. Vabbè, poi mi devo andare a esaminare un pochino il trailer nel dettaglio, vedere. Però. Beh. Allora. Vediamo qua. Però comunque, gennaio. Sì, sì, è tanta altra roba da giocare con piacere. Ok, vediamo se qua va. Ok, qua è andato. Noi qua siamo sempre nella situazione dello schifo, del problema, della morte Del dietro ciaccio. l'angolo, eccetera, eccetera. Ok. Allora, però avevamo fatto cose belle l'altra volta. Allora, eravamo a casa, se non mi sbaglio. Ok, vai alla ricerca di mamma. Allora, mamma. No, papà, no. Ho già seguito quella cosa una volta e non è andata a finire bene. Quindi, mamma? Sei in camera? No. Eccola qua. Certo, un passo alla volta e ci ammazza direttamente. Salve. Vado a scuola, eh. Oh no. Eccolo. Eccolo. Ciao mamma. Mamma, papà dietro un mostro, eh. Ciao. Vengo un po' alla distanza, capi? Vorrei tanto che mi credessi a proposito di papà. Allora, andiamo a scuola. Credo che gli zibetti facciano la muta. Non lo so. Aglia, ma sei un birichino, sei. Punizione. Oi, Christian, buonasera. Ciao, bello. Allora, abbiamo fatto un'altra giornata a scuola. Papà ci vuole sempre. Oh no, pure la maestra. Oh no, che sta succedendo?
Christian, come arrivi tu? C'è del mistero. Succedono le tarantelle. Non è che non riesco a concentrarmi. Sì. Allora, dobbiamo andare nell'ufficio del preside, prendere un libro e andarcene. Passo alla volta. Allora, cosa succederà mai? Ma capita sempre quando arrivi tu, però. Beh, bene, ci piace questa cosa, ci piace. Mo dobbiamo andare a prendere solo... Salve. Signorina, c'è il principale? Ma in questa scuola nessuno fa un cazzo di niente. Allora. Ma devo trovare le chiavi della preside. Niente. Allora sarà in un'altra classe. E poi sta scuola su 2 classi e la presidenza. Sì. No. Fuori. È un cortile. È un cortile. Allora, qui ci sono delle chiavi a terra. Ok. E questo subito l'abbiamo trovato. Allora, Oswald è tornato indietro nel tempo di nuovo. Ha cercato di trovare suo padre. Il problema è che si è attivata anche Chica. Quindi nel passato adesso ne abbiamo 2 che ci vogliono mangiare, ecco, mettiamola così. Nostro padre a casa ci sta chiudendo piano piano tutte le uscite. Ogni sera dobbiamo trovare un nuovo modo per scappare. Non ce la stiamo passando bene, Christian. No, non molto. No, allora, adesso abbiamo... Qui sopra che cos'è? Una mano elastica. Ok. No, pensavo ci fosse qualche ombra fuori. Allora, abbiamo preso il libro alla maestra. No, cosa potrà mai succedere? Anche perché noi non sappiamo dove andare a prendere altri indizi. Ah no. In cucina nel passato non c'era niente. Ok. Ciao ragazzi, vado a casa. Libro di Meckham. Ok, ed è un altro Kaiser. Allora, salve. Ciao bambino. Che c'ho, Nona? Ciao bambino. Andiamo a casa, eh? Io ancora devo capire questo che cos'è. Quello è Golden Boy. Di lo spin-off di Golden Boy. Allora, torniamo a casa. Ecco. Mo' abbiamo dei problemi. Problemi, no. Allora. Ancora non ci siamo mossi, già è finita la torcia. Bene. Allora, non possiamo fare rumore. Ora, da dove possiamo uscire? Allora, io vado a vedere di nuovo se giù è aperto. No, 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 brutto esempio, brutto esempio. Ok, qua è ancora aperto. Mettiti dentro. No, no. No. E fammi vedere il pulsante. Perché sempre problemi? Perché? Allora, fatto. Ma adesso te ne vai. Dobbiamo andare a riprendere la scala. Ma fa un sacco di rumore quella cosa. Oh mio Dio santissimo. Oswald, aspetta. Come se la sta passando Oswald, Christian? Una chiavica. Ho capito però, ho capito. Di nuovo, di nuovo. No, 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 no. Sì, però. Oswald, sei un po' una capocchia però.
Scusami. Ernesto. Allora. A questo punto andiamo a prendere prima la scala. Prendi, apri scala. Si è ciullato la scala. Ora dove cazzo usciamo? Dalla camera da letto? È qua sotto. Allora. Io proverei la porta di casa, sai com'è? Senti, a posto. Suva. Cioè, devi uscire, esci dalla porta. A posto. Facile. Allora, torniamo nella vasca delle palline. Trasportare una scala genera moltissimo rumore. Grazie al cazzo. Sì, sì, tranquillo. C'hai un mostro che ti insegue. Tu vai alla porta d'ingresso, apri ed esci. Allora, qui... Che cosa è successo di qua? Jeff, che hai combinato oggi? Oh, una certa Lina Cacco ha telefonato per ordinare una pizza, ma non è ancora venuta a ritirarla. Lina Cacco. Deve essere nuova in città. Jeff, non penso che quel nome esista davvero. Caccolina. Non mollare la scuola, ragazzo. Non mollate la scuola, se no diventate come Jeff. Però avete una pizzeria con una vasca delle palline che vi fa viaggiare indietro nel tempo. Attenzione. Cioè, non è male, dai. C'è gente che viene a mangiare. Allora. Oh, 2 clienti stasera. Certo. Io non so che ci metti in questa pizza. Vabbè. Allora. Visto che siamo appena usciti da un problema, andiamoci a mettere in un altro problema. Quella cosa è venuta dalla sala giochi l'ultima volta. Forse è questo che tiene papà lì. Anche Chip. Ok, dobbiamo arrivare nella sala giochi. Vuoi vedere se è aperto il passaggio sotto? Prima di qua era chiuso. Il cacciavite ce l'abbiamo ancora. Salve. Sì, è libero, è libero, è libero. Entra qua dentro. Allora, questo qua porta direttamente alla sala per feste, ok. Allora. Ecco, c'è pure Chic, a posto. Ecco. Vai, sì, sì, tutti quanti qua. Sì, sì, è giusto. No, no, tutti qua. Bene. No, fate benissimo. Se ne andate? Ok, uno se n'è andato. Cica, però te ne devi andare un attimo da qua, eh. Ecco. No. Di là. Cica. Giusto, nella porta dove devo provare ad andare io. Ma mi sembra giusto. Dal deposito. A questo punto che non c'ho altri. C'è sempre quella stanza per le feste chiusa con una chiave, eh. C'è qualcosa che luccica là dentro. Fermi. Fermi tutti. Con la mano elastica. Vai, vai, manina, vai. Sto bordello. Chiave della sala giochi. Telefono che suona. Sì. Ah, di nuovo in cucina. Salve. Hello?
still listening, there are certain things they don't tell you when you sign up. The animatronics have really bad vision, and if they see a person moving, they might think that it's a metal endoskeleton. There are some of those backstage if you haven't checked them out already. Anyways, if that happens, they will think that you belong Non vieni qua inside of dentro. an animatronic suit, and you shouldn't be out wandering. What I'm C'è una saying foto qua a terra. is that they will stuff you in an animatronic suit using a little bit of force. You could imagine why the stamp here changes so often. Ok. Va bene. Oggetto 3 di 5. Oggetto 1 di 5. Ah, ok. Dovevamo esaminare gli oggetti per avere un po' di backstory. Ok. Anyways, it's no big deal. Possiamo andarcene adesso? A sto punto, avendo la chiave della sala giochi, ci conviene andare da giù. Piano piano, buono buono. Salve. Io nel dubbio. Gioco Minchia. Madonna mia. Suca. Suca, tu, suca. Sì, sì, suca, suca. Suca, suca, suca. Vai, vai. Vai, vai. Vai, sì, 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 vai, vai. Tanto c'è un pezzo a terra. Ah, c'è un problema. Quindi dal deposito. Ok, ok, ci posso andare pure da qua. Aspetta, 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 aspetta. Andiamo qua. Vaffanculo, cica di merda. Sì, stasera sto super concentrato. ultra focus. Ok, preso un'altra foto. Foto di Oswald. Papà quest'anno, più che scattare la foto, ti voleva tagliare direttamente la testa. Chiave della sala giochi. Posso scambiare i ticket che... Oh no, 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 brutto. Allora. No. Bonnie, 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 no. Come facciamo? Allora, è Bonnie. Non posso entrare. Benissimo. Ora, non è il migliore dei posti. No. Non è quello più tranquillo, però. Tirare il coniglio all'esterno. Come cazzo lo tiro all'esterno? Cortesia, eh. Ma perché ho fatto questa cosa? Perché? Funzionerà? Tu non dovevi venire, più che altro. Ok, dobbiamo cercare qualcosa nelle altre stanze allora. Questa continua ad essere chiusa. Quindi poi ne avremo 3 appresso. Non ho capito che cazzo è successo. Allora. A tirarlo fuori. O è qualcosa nella sala per le feste, però serve la chiave.
Oso, oso. Funzionerà? Funzionerà? Sì, eccolo. Signore e signori, Pippo Baldo, eccolo. A questo punto io so che tu sei lì. L'unica cosa potrebbe essere qua. Altrimenti io come lo attiro fuori? Macchinetta? Qua non ci possiamo ancora andare. Funzionerà? Trova qualcosa con cui attirare il coniglio all'esterno. Noi sul libro del nonno non avevamo dei dati su Bonnie. La chitarra. La chitarra. Allora sì, da qui andiamo qua. Fammi solo prendere la chitarra. Ok, alcune di ricambio in garage. Garage di quale anno però? Garage nostro. Quindi dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare nel presente, tornare a casa, andare nel garage e poi riuscire fuori. Minchia. Ok, allora, qui al momento nessuno ci può fare niente. Vai, vai. Vai che gliela facciamo. Oh, c'hanno pure la pizza vegana qua. Ciao Jeff. Allora, a sto punto dovrebbe essere casa. Allora, dobbiamo andare proprio in linea retta. Il piano è annullato, a posto. Quindi forse nella pizzeria del passato. Ok. Allora, vediamo un po'. Perché il garage non c'è qua come posto. Eccole qua. No, solo che queste già sono utilizzate. Allora. Mm. Forse al deposito, che non penso siano qui, che diceva garage. Allora, ci conviene prima andare a vedere fuori di qua. Allora, fuori la fabbrica. So che è qui che li facevano. Bingo. Mortacci tua. Tu mo non fai una bella fine. No.
Ok, adesso possiamo tornare indietro. Ok, trovate le corde, erano nella fabbrica. E non trovo il telecomando. Questo è un mistero che devo risolvere. Allora, se noi adesso torniamo qua. Allora, a noi ci basta andare qua. Andiamo piano piano qua. Questa è la chitarra. Noi ci mettiamo le corde. Zitto, non fa rumore. Zitto, zitto. Zitto, che questi si incazzano. No, ma perché stiamo facendo sta cosa? No, 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 brutto, brutto esempio, brutto esempio. Osvaldo, apri la porta, Osvaldo, 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 Osvaldo. Che ma abbiamo un altro problema. Osvaldo. No, no, che... Lasciami. Mortacci tua. Visto che siete tutti giù per il casino che ho fatto. Ma mi dà le botte in testa continuamente così. Una trappola mortale. Ok, loro due li abbiamo salvati. No. No, io. Forse il padre? No. Oh no. Oh no, no. Brutta situazione, brutta situazione, brutta situazione. Perché mi chiudi la porta in faccia? Perché? Dove me ne vado, mo? Via, vai qua, vedi. No. Non mi fa usare il teletrasporto. Oh, no, 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 no. Corri, 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 corri. Qui dentro. Vai Jeff, bravo Jeff. Vai Jeff, 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 Jeff. Andiamo a salutare a Jeff. Arrivederci. Oh, non si può andare a mangiare una pizza senza problemi. Allora. Gatto. Sì, mo ci sono tutti. A sto punto. Esci alla volta della scuola. Mamma. Ecco, papà ha fatto fuori a mamma. Io vado a scuola, eh. Tengo anche le luci. A posto. Che vita di merda che ha Cioè, potremmo dirlo ad un certo punto. No, no, proprio così. Tornate di merda. E voi? Allora. Andiamo a scuola. Salve bimbi. Salve. Andiamo in classe. Ciao. Ciao a tutti. Eccolo. Avanti. Fai il bulletto. Via. Sì, sì, va bene, va bene. No, no.
capito. Osvaldo, tu non stai bene. No, non stai bene. No, via, 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 via. Siamo un attimo sempre più terrorizzati, eh. Effettivamente mettiamoci nei panni di sto povero ragazzo. Ma dove vai mo a sto punto? Cioè, non veramente non puoi fare niente. Jeff? Ok. Quindi Aspettare un posso premio, sì. prendere un premio. Ecco. Però non cadere. Console portatile. Serve l'energia di 6 batterie per farla funzionare mezz'ora. Commerciabile. Puzzo. Allora, noi vediamo a che finale arriviamo e cosa. Sì. Allora, tu poi sei sicuro che vuoi tornare qua, giustamente. Forse credi che tuo padre sia di là. L'origine dell'urlo. In cucina. No, cica, no, cica, no, cica, oh, no, Dio santissimo. Quasi apriva la porta e lo fottevo. Porca la miseria. Oh, tizio. Buonasera al tizio. Buonasera. Allora, di là non si può andare. No. Ah, ma siete proprio programmati qua all'inizio. Ah, allora aspetta. Corri, corri, corri. Corri, bimbo Oswald, corri, corri, apri la porta, apri la porta. Dobbiamo aspettare che si calmino le acque. Ecco. Via, ragni, via. Via. Se ne vai? Se ne vai? Se ne va, se ne va. Allora. Torniamo in sala giochi, che è l'ultimo posto aperto, quindi può darsi che da lì. Salve. Di nuovo il fongai. Di qua. Foxy, tu resta là dietro, non ti muovere. No! Tizio, non va bene, ci fanno le trappole, ci fanno. Non va bene sta cosa. No, 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 no. Nascondi da qualche parte? Sì, certo. Sì, dove? In colonia, dove devo andare? No, tizio, non va bene un cazzo qua. Non avevo niente. Allora, diciamo che noi andiamo prima di qua. Questa è la quarta notte, giustamente, adesso la difficoltà. Quel coniglio sì, ci ha ammazzato buoni e meglio. Allora, noi ritorniamo di qua. Proviamo ad andare prima sopra di qua. Poi andiamo di qua. Magari la stanza accanto. E viene da qua.
Oh, finalmente è aperta. Però c'era il coniglio dietro. No. No. No, no, brutto esempio, brutto esempio, brutto esempio, brutto esempio, bruttissimo. Allora, però, vai. Un gioco fiero proprio, sì. Allora, gioco. Vai. Vai, gioco. Sì, sì, ridete, ridete. Tanto siete morti. A questo punto. Allora, poi andiamo qua. Usciamo. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo rapidamente qua. Ok. Cutscene. Cutscene. Qui dentro? No, non penso col Golden Freddy. Al momento è tutto tranquillo. Mo. Come cazzo lo attiriamo Un fuori? libro un'altra volta? Allora, vediamo un po'. Gli era piaciuto la prima volta. Allora. Collare cappello alla testa. Niente foto col flash. No, noi lo dobbiamo attirare fuori prima di tutto. Niente spettacoli di luce. Ha detto Christian? Non ho ben capito la task. Dobbiamo far uscire Freddy in qualche modo. Prima, vedendo il diario che ci ha dato la ragazzina che abbiamo conosciuto, che è il diario del nonno che lavorava nella fabbrica e lì costruivano gli animatroni. Abbiamo visto la chitarra e subito abbiamo avuto idea di cosa dovevamo fare. Quindi credo che un indizio qua ci sia riguardo Freddy, ma l'unica cosa è qui quando dice l'IA di Freddy gli fa presidiare le porte, dando fastidio ai clienti. Tecnico 2 è al lavoro. Ma Tecnico 2 è morto, Sì. nessuno l'ha trovato più. Quindi mo dobbiamo capire dove andare per farlo uscire fuori, come attirarlo fuori. Forse cantando. In realtà un microfono. Allora, andiamo a vedere sul palco. Però mo si mette Bonnie sotto i tavoli e fa i trabocchetti. Ah! C'è la manina lì sotto. Andiamo lontano, andiamo lontano. Ciao. Suca. Ciao. Mo forse parlando. Metti sotto, metti sotto, metti sotto. Dov'è? C'è la maniglia. Ecco. Ma perché ti fai i fatti tuoi e te ne vai là? Bravo. Bravo. Là. Maruccio, tutto sistemato. Tutto tranquillo. Andiamo in cucina. Magari Fongai ci può dare qualche indizio. Ma mo stava suonando il telefono. Dentro? Qui c'è un'altra foto qua dietro. No, vabbè, una cosa così. Noi qui dentro non possiamo entrare. O troviamo qualche oggetto. Le coglie troviamo qua. Le coglie. Vaffanculo.
Lagga quando giochi col pad. Boh. Se metti la... Non lagga. Allora. Aspetta, ma c'erano dei freddi giù. Qui dentro. Che cazzo è stato sto rumore? Forse freddi? Qualcosa su Twitch, aspetta. No, perché è stato un rumore molto strano. Ok, no, tutto a posto, tutto a posto. Allora, fermi tutti. Ce n'erano alcuni qua giù. Ma tua sorella! Ma quando... Apri sta porta! Anche oggi il nostro piano è fallito. Togliti da qua. Ok, allora. Ma quel coniglio non ha niente di meglio da fare, tipo andare a rimorchiare qualche coniglietto invece... No, è carattere. Sì. No, non gli fai niente. A meno che non sia un potrebbe darsi. Potrebbe darsi. 2 li abbiamo salvati. Se ci fanno entrare là, riusciamo forse a capire come toglierci il carissimo Freddy da mezzo. Va bene. E ce n'era un altro qua dentro. Possiamo fare qualcosa? Ma neanche le cuglie, direi. Niente, qua non ci sono oggetti. Dove potrei andare? Sì? Shh. No, tutto a posto, tutto tranquillo. Nei giochi successivi capisci come mai non possono essere fermati. E chi sono? Lanciali una carota per distrarre. Ma quale carota? Ma quale carota? Come faccio a uscire Freddy da là dentro? Ma fa che forse davvero dobbiamo nasconderci in Golden Fred? Allora. Muoviti, entra. Sì, un po' la trama la sono riuscito a seguire, Pierluigi. Bella articolata. Vai. Va. Vacca cazzo da un'altra parte, vai. Se gli metto questo... Non se ne fotte proprio Freddy. Come lo faccio uscire? Qualcosa in sala giochi forse. Cica. Ecco. Uno sta di là, l'altro sta di qua. Vediamo se possiamo esaminare qualcosa. Ho capito però. No. Ho visto all'ultimo secondo il braccetto. Via di qui. Come lo attiriamo fuori l'orso? Ah, non è chi sono ma chi erano. Ok. Oddio, c'è anche... Sì, ci sono tutti. Io non posso manco chiedere a nessuno. Allora, quali altre stanze mi restano? Niente, sono finite. Queste sono...
Allora, trova il modo di attirare fuori l'orso. Una scuola? No, cazzo andiamo a fare chiuso. Biblioteca? No. No, vabbè, se non fa bene. Non capisco cosa. Mm. A parte che diceva la luce del... Ok. Va bene. Qua non possiamo Vedi a fare destra? niente. Una brutta cosa. E via. Come lo attiro fuori l'orso? O devo chiedere a qualcuno nel passato qualcosa? Non nascondi neanche da qualche parte? Secondo me dobbiamo tornare indietro. Cioè andare avanti. No, 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 no. Qui non c'è niente proprio. Fare l'imbecille. Oh, sono riuscito a scappare un bel po'. Allora. Forse c'è qualcosa qui dietro adesso. È scomparsa pure la chitarra da qua, che giustamente l'abbiamo riparata. Mm. Sì, tizio, ce la siamo cavata veramente per un pelo. Il problema è che non so. Mo, o troviamo qualche altra cosa fuori la fabbrica, ma... Ciao Jeff, che ci fai qui? Quindi è cambiato qualcosa. Può darsi che visto che era aperta nel passato è aperta pure adesso? Mi sto aggrappando a qualunque cosa. Assolutamente no. No, questi con il fucile non gli fai niente. Niente proprio. No, non vanno giù, non vanno giù. Allora, cucina moderna. Mm. Allora, proviamo a vedere in fabbrica. Anzi, ci vuole un bazooka. Tu porta un bazooka appresso e risolvi tutti i problemi con loro. No, ma non demordono. Cioè, non si arrendono. Qualcosa qui? Allora, qua niente. Qua già abbiamo visto prima. Come lo facciamo uscire fuori l'orso? A parolacce? Aspetta, forse c'è qualcosa in libreria che effettivamente non ci siamo mai andati. Guarda, Ed era sempre chiusa di notte. Salve. C'era il ragazzo dei mortaretti qua fuori. Questo è da giorni che ci sta aspettando che qua. dobbiamo dare? Qualcosa di particolare. Vuoi la mano? La console, la console. Mortaretto. Oh, ciao ragazzo.
Oh no. Oh no. 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 La butto lì. La porta? Allora, trovo una via di fuga. Stavolta in camera da letto. No. Ci ho provato. Allora. Cristian, non so, no, spavento. No, dai, non ti preoccupare, Cri. Ci sentiamo domani con calma e vediamo come organizzarci per Alan. Ad un frame alla volta. Ce la stiamo facendo. Dai, buonanotte, non ti preoccupare, ci sentiamo domani. Se sopravviviamo, perché questo qua... No. Sto dentro. Sto dentro. Però è educato. Minchia che corsa che ha fatto. E fino a qua. Ma ha tolto la corrente in tutta la casa. Ok, questa cosa non era calcolata. Vai, fai presto, fai presto, fai presto, fai presto, fai presto. No, no, tu ti devi... Nasconditi! Ok, stiamo iniziando a vedere pure gli altri. Via. 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 Ci rimane solo la porta. Vai, bravino. Vai. Allora. E lui se n'è andato. Quindi adesso andiamo di qua. Piano, gatto, non far casino. No, non di... Ah, e chi si muove da qua? Ma basta che vai in alto. C'è la maniglia. Ecco. Stavo inciampando all'improvviso. Ho fatto un movimento un po' brusco. No. C'è bisogno. Allora, io vado, Io vado. Arrivederci, tante care cose. Siamo fottuti. Siamo fottuti. Dove cazzo usciamo adesso? Fare rumore. Nonna, salvaci tu. Da dove? Da camera nostra? Senti, torcia, per piacere, che già qua le cose non vanno bene. Detto io che qua le cose non vanno bene.
Da dove usciamo? O camera da letto, stanza nostra. Vai a destra, vai a destra. Vai a destra. Sono a destra. Bravo, bravo, vai di là. Guarda che piti pizzi che ha. Non va a destra. Lezzo. Non fare casino. È capitato. Allora, lui è tornato nella stanza di là. Sì. Troppo vicino. Ecco. Salve. Una via d'uscita è penzola. Beh, allora è solo da camera nostra. Ok. Dovrebbe aver cambiato anche un'altra stanza addirittura. Stanza nostra. No. Cacciavite? A posto. Cioè davvero abbiamo girato inutilmente. Va bene. Allora, a questo punto ce ne torniamo qua. Ma no, peggio di Madame Web non c'è niente, tizio. Madame Web. La pizzicheria Fiera, sì. Cadaveri inclusi nel prezzo. Ecco, bimbo cade. Giustamente. Ma lo sto fatto che va. Cioè, è particolare come bug. Allora. Allora, signor Rosso, io ci ho una cosa per lei. Vai in momenti. No, cica. Vai, 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 vai. Ok, ma si è velocizzato alla fine, va bene, va bene. Sì, ma va tutto più veloce. Ok, quindi adesso noi abbiamo i mortaretti. Abbiamo fatto un... Dove li mettiamo? Qui dentro? No. C'è il giocattolo di Freddy. Persino la sua versione giocattolo fa spavento. Ma perché il coniglio e l'uccello non si azzuffano per decidere chi farà base così magari si distruggono a vicenda? Sarebbe il piano perfetto.
Però non collaborano, è solo con noi. Allora, ce l'ho qualcosa. Ce l'ho, ce l'ho. Oh no, c'è pure lui. Abbiamo fatto solo un bel po' di rumore. Ah, finalmente vediamo la... Oh no, c'è il balloon ball. Ci sono le ballerine. Oh no. Telefono? Now, I can't imagine that you'd stay there very late at night. C'è tizio al So I guess telefono. you don't need to worry about the whole animatronic situation. Blah, blah, blah. If you really have nothing to do after work and want to stay a little bit longer, play some games in the arcade. Not every machine works, though. Sì, sì, sei tu. Sei tu. Allora, il pulsante non lo prendo. Qua c'è una VHS qua sotto. E si vediamo da qua. Oh no, oh no. Oh no. Quindi questa è la stanza. Questa è stanza di sicurezza. Sì. Ma non si vede niente. Si vede solo questa qua. Altre telecamere sono tutte flippate. Qua c'è lo spirito proprio dei ragazzi che Deve fare giustamente... pelle. Squartati, distrutti. Beh, beh, Mm. vabbè. Qui la vasca delle palline. E qui fuori qua. Già non c'è più. Beh, benissimo. Ma a parte che c'è un oggetto qua a terra, aspetta. Ok, abbiamo anche la fide nunziale di Papo. Ce ne manca uno di sti oggetti. Allora, bimba. Sì. Oh no. Davvero? Davvero? Questa è stanza brutta. Se l'uomo coniglio combattere contro il male, combatte solo per lo stecco rari. No. Combatte per farci venire un cagotto a noi. Allora, la telecamera non si mangia. Non si mangia la telecamera. E come li allontano? Scusami, bambina. Io posso uscire, posso premere qua. Ok, bravo. Sei un ragazzo intelligente. E come la distraggo? Signora creatura? Salve. Tanto mo me la trovo di faccia. Vai, 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 vai. Dai, però sto fatto che lag è brutto. Oh no, 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 no. Mamma Pompei. Mi sembra il ragno lupo qua. Controlla le telecamere, ok. L'hanno portato nella stanza delle feste? Non c'è. Dove l'hanno portata? Eccola qua. Dove la sta portando? Oh no, l'ha portata in cucina. È in cucina. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. No, no, torna su, torna su. Dai, perché ti buggi? Entra. No, è brutto proprio sto fatto del bug. Cioè, lagga se lo giochi col pad.
Vediamo se mi riesce così. Fare rumore deficiente. No, non è qui. Però salve. Dove ha portato la bambina? Non me lo dice? Vai di qua. Non cadere. Non cadere. È quello che stavo pensando pure io, effettivamente. Quindi se non l'hai portata... L'hai portata qua dietro? Vai, 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 vai. Vai. Si vedeva che la portava da questo lato. Aspetta, l'ha nascosta dentro la cucina. Vuoi vedere nel frigorifero? A sto punto fammi fuori. Tanto penso ci fa comunque ricominciare da là. Allora, distrai la creatura. Usciamo fuori. Facciamo qua. Troppo vicina. Allora. Oh, che non gli fa fare più il suono a questo. Scusami, perché non me lo fai fare più? Allora, noi torniamo di qua. Ok, la bambina non c'è più. Ragnone. Se controlliamo le telecamere, ok, e si è andato verso la cucina. Di qua non sei passato. Di qua non si vede niente. Di qua non si vede niente. Qua si sente solo Satana. E qua è qui fuori qua. Secondo, l'unica cosa può essere dentro la cucina. Hai cacato il cazzo. Ok, è là dentro là. Entra, entra, entra. Eccolo. No, perché vieni da sotto? Dai. Adesso la salvi? Ammetto che riesco a trovare qualcosa con cui spaccarla. E con che cosa la spacchi? No, penso che dobbiamo
staccare qui e riprenderlo per la prossima volta, che non ce la facciamo col tempo. Dove potremo trovare qualcosa per spaccare la porta di un congelatore in una pizzeria? Se sono nella pizzeria. La porta di un congelatore. Un piede di porco. No. Un attrezzo. Forse da qualche parte nel magazzino. Allora aspetta. Andiamo così. È stato anche riscattato un baby con una pizza. Oddio, con le pizze che fanno qua. Ah no, cica, brutto esempio. Brutto. Più che altro qui ci sono degli attrezzi. No, qui niente. Ok, noi andiamo di qua. Ciao. Dove trovo qualcosa per aprirlo? No. Questo coso qua a terra? No. C'è quella bella pala accanto. Però niente. No. No, corri Oswald. No, ok, dai, adesso stacchiamo e poi lo riprendiamo. Mo' vediamo nei prossimi giorni con calma. No, la soddisfazione alla fine non te la do. Zucca. Tanto comunque si è salvato al checkpoint. Gianmarco, trailer della serie di Yakuza brutto come la fame. Addirittura. È uscito oggi. No, io ricordo che l'avevo visto uno un po' di tempo fa. Che si vedeva qualcosina. Non mi ricordo. Allora, intanto riscatto il baby. Vai, scatta il baby. Allora, facciamo un po' di debriefing e ce lo andiamo pure a vedere. Aspetta, ce lo guardiamo adesso allora. Aspetta. Aspetta, non ti muovere. Fermo, non ti muovere. Eccolo qua. Ok, aspetta. Allora. Ma quindi Madame Web è diventato proprio il motivo principale come metodo. Sì. Allora, io sono pronto. Vediamo. 俺は竜になりたかった。よーお前は何も分かってない。極道のことも竜のことも。背中に背負った十字架から一生逃げられない。1億どころか何億あんねん。青梅の100億盗んだ奴らがうちにいんのか。ビビってんなら一人で逃げな。あんたが親殺しちゅうの。お前一人時間が止まってんじゃないのか。カズマ。はったりでもいいから戦争止めてこいや。ちょっと顔貸してもらえますか。景気よく暴れられるのは最初だけ。そのうち原爆ボンボンで1億総玉砕だよ。お前知らねえんだよな、新宿の悪魔のことは。その悪魔の目的は何だ。カムロ町。キングちゃんやないか。カズマが全部悪いんじゃ。カズマがヤクザになんかならなかった。10年前俺たち兄弟を裏切ったのはお前だろう。
お前さんの竜も見せてくれんか。 Allora, quel pezzo alla fine, mo... Così già non è ben chiaro. Perché? 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 È più Kiryu Però- militare. Guarda, posso dire, io la cosa che mi è rimasta confermata fino a mo' è che, ma come lo dissi anche a Francesco in realtà, è che l'attore che hanno scelto per fare Kiryu a me non sembra proprio Kiryu, sinceramente. Non mi dà proprio, mi sembra una mezza parodia porno. Poi sembra una mezza serie Netflix. Poi ogni tanto si vedono due cazzotti, sì e no. L'ambientazione sembra fatta bene. No, però l'ambientazione il resto- cazzarola. Cioè da Amazon forse mi Cazzarola. aspettavo qualcosina di diverso. Vabbè, Però aspettando finché mo non esce ad ottobre, si a vederla la vede. vedo per curiosità. Però non lo so, c'è qualcosa che non mi convince comunque. Non lo so, Rick. Guarda. Sì. Ah, comunque Tanto- salutiamo anche l'altro Francesco. Ah, ci sono tutti e due stasera. Ciao, Che bello. bello, che bello. Quindi quando- Buonasera, ragazzi. Ci può stare, però non lo so, vabbè, la voglio vedere per curiosità, però Vabbè, tanto chi ha devo un Prime a po'. questo punto Sì, c'è sì, sì, sopra. sì, sì, sì. A sto punto. Però Allora, ragazzoni belli, noi stacchiamo e ci prepariamo per andarci a mettere nei foteri. Anche freschettino stasera, a dire la verità. sì, Poi mettono, vabbè, qui per Sì. forza, per forza, Sì. per forza. io non so manco che Ma quello si è trovato là fuori, scusi, vuole fare Kiryu? Sì, prego. Ma lo vedo troppo asciutto quel ragazzo, non... cioè, capì? non lo so. Però poi vediamo le puntate No, ci può effettivamente come sono. E... le ultime Prime erano belle come serie. Vedremo pure questa qua. Vediamo. Dai, tanto. Allora, ragazzoli belli, ci vediamo domani. Posto i calendari alla solita ora. Grazie a tutti quelli che sono passati, anche a quelli che ghostano, Sì. Sì. anche a quelli che dovrebbero ghostare e non ghostano. Così poi litigano loro. Io Perché me lo sono... guardo così posso prendere sangue di capra, zucca. Ma anche noi ce lo guardiamo. Anche noi ce lo guardiamo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. A domani.